Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura lacrime e dolore a Centuripe nell'Ennese, dove oggi pomeriggio si sono svolti i funerali del piccolo Agatino, il bimbo di 7 anni morto per un malore mentre giocava con gli amici. La comunità sconvolta dalla tragedia si è stretta attorno alla famiglia, proclamato il lutto cittadino. Attimi di paura a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove un 29enne è stato travolto dal proprio furgone parcheggiato in discesa. Il mezzo, probabilmente per il mancato inserimento del freno a mano, si è rimesso in movimento colpendolo in pieno. Soccorso dal 118 ed egli trasportato al Sant'Elia, ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. 3 zone rosse vietate ai pregiudicati a Palermo è quanto stabilito dal prefetto con una nuova ordinanza mirata a contrastare illegalità e violenza nelle aree più frequentate della città. I divieti riguardano chi ha precedenti per droga, rissa, furto o porto abusivo di armi. Le zone interessate sono la Vucciria, via Macheda Stazione e l'area del Teatro Massimo, dove nei giorni scorsi è stato ucciso il giovane Paolo Taormina. Fermato un 24enne di Licata al terminal bus di Catania con 2 kg di cocaina nascosti nel trolley. La droga, avvolta in un maglione, avrebbe fruttato sul mercato oltre 100.000 euro. E in chiusura il meteo: sarà una domenica tra nuvole e rovesci, soprattutto lungo la costa sud-orientale, ma da lunedì è atteso un miglioramento. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per le province di Siracusa e Ragusa. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Buona giornata!